Più fondi per i danni da maltempo. A chiederli il presidente della provincia di Vicenza, Andrea Nardin, che a nome di tutti i sindaci dei territori del Vicentino, pesantemente colpiti dal maltempo di maggio e giugno, ha incontrato il ministro alla protezione civile Nello Musumeci a Roma. Ad oggi il fondo ammonta a 26 milioni di euro a fronte di una richiesta di 270 milioni di euro da parte della Regione Veneto. La sollecitazione che era stata fatta dai sindaci di Marostica Matteo Mozzo e di Malo Moreno Marsetti, che aveva portato alla riunione con altri 40 sindaci della provincia di Vicenza, ci ha portato in questi giorni ad incontrare sia il commissario straordinario Marchesi sia il ministro Musumeci per evidenziare quelle che sono le difficoltà del territorio vicentino e in particolare alcune situazioni di particolare criticità. Tanto è stato fatto dalle amministrazioni locali in regime di urgenza, tra emergenze, ripristini, frane rimosse, versanti messi in sicurezza, strade ripulite e riaperte. Ma tanto rimane ancora da fare con le casse di comuni e provincia che non sono più in grado di garantire interventi. Ieri la voce di un territorio colpito pesantemente da alluvioni e dissesti è arrivata a Roma e la risposta del ministro che ha assicurato che valuterà l'opportunità di potenziare il fondo per i ristori. Entrambi, sia il ministro Musumeci sia il commissario Marchesi, hanno espresso sensibilità e vicinanza al nostro territorio e quindi siamo fiduciosi che la prima tranche di contributi arrivati da Roma possa essere incentivata e che le nostre richieste possano essere accolte. Intanto sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande di ristoro danni a causa del maltempo di maggio e giugno da parte di privati e attività economiche che hanno sostenuto spese per ristabilire l'integrità di abitazioni o immobili ad uso produttivo. Ci è arrivata una comunicazione da parte di ANCI Veneto con la trasmissione della modulistica relativa alle richieste di rimborso per le aziende e per i privati. È importante che facciate quanto prima la compilazione di questi moduli e ce li consegnate in comune necessariamente entro il 7 di ottobre affinché noi riusciamo a collazionare tutta la documentazione e da trasmetterla entro il termine perentorio del 15 di ottobre alla Regione Veneto.